Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su FIFA 14, Bundesliga, meno 6 giornate, Borussia Dortmund, Colonia, ragazzi abbiamo 4 punti di vantaggio sul Bayern, adesso chiaramente voglio registrare solo partite intere perché siamo alla fine, poi dal prossimo anno partiamo con il procedimento comendiano, che è il seguente, partite diciamo iniziali e le prime di Champions, highlights, le partite importanti, quelle comunque eliminazione diretta o le ultime di Bundes, partite intere. Vai ragazzi, Borussia Dortmund Colonia, 4 punti di vantaggio, abbiamo squalificati Royce e Bender, quindi abbiamo due squalifiche abbastanza pesanti, siamo molto stanchi dopo le imprese di Coppa. Vediamo Pierre-Emerick cosa fa dal primo minuto. Vai ragazzi, Dortmund Colonia, partita importantissima. Non dobbiamo perdere punti del Bayern. Comunque la semifinale sarà una semifinale veramente inaspettata contro una squadra che purtroppo insomma sta facendo cagare, ed è la mia squadra, ossia l'AC Milan di Milano. Attenzione subito, Emerick, mamma mia. Vai ragazzi, vai Tiagone non ce la fa. È subito in difficoltà il Colonia sicuramente non è una squadra devastante, quindi siamo strafavoriti, però non si sa mai nel calcio. Ramirez è ancora parata, siamo partiti alla grande. Vai Paolino Pog, di testa, fuori. Subito però un gran Borussia, lei. Vai Fioi, vai. Ocio, bravissimo. Vai Hummels si trova in attacco, incredibile. Kevinone Strootman, grandissimo Kevinone. Suarez, parata beffarda. Vai Hummels da solo, non ci voglio credere. Suarez, Carrasco, l'uomo del destino insieme a Rivière, ma ancora miracolo. Dominio puro. Thiago Silva. Oddio, siamo alla partita di inizio stagione, i 6 pareggi, 7 partite sono indimenticabili ragazzi, indimenticabili. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kumenda, la. Vai Tramonto, vai Alaba, la metti in mezzo per Suarez ancora, ma non ci voglio credere, basta. Hummels ancora in attacco. Hummels cosa fa? Palo scandaloso di Mattia Matteino Hummels. Bello per il fair play, Carrasco la regala, vaffanculo, va. Hummels ha fatto una giocata degno del miglior CR7. Però il tecnico italiano del Bayern è corteggiato da mezza Europa, ragazzi. Hummels. No. Ocio, bravissimi, dai. Stiamo dominando, il gol deve arrivare. Bravissimo Obama per Suarez recupera la difesa. Horn ragazzi, Horn è il portiere più forte del gioco, non so. Vai Suarez, gliela frega. E il Suarez 1-0 Dortmund. 1-0 Dortmund. Grandissimi. Ragazzi, il triplete ormai è impossibile perché abbiamo perso in semifinale di Coppa di Germania, ma possiamo ancora fare il grande slam, che io ho sempre pensato che il triplete non è che altro che la Champions e il campionato. Le coppe nazionali sì sono importanti, ma per me è importante vincere il campionato del Champions. Della Coppa nazionale non me ne frega un cazzo se posso vincere le altre due coppe. Però poi chiaro, la Coppa nazionale è importantissima, l'altro anno l'ho vinta e sono contento, però per me il vero grande slam è Champions e campionato. Il triplete è per una cosa spagnola, che comunque cioè, è vero che c'era anche il trouble e che robe là, però sinceramente viva scudetto e Champions. Adesso torniamo alla partita però perché non abbiamo ancora vinto, Dai Fioi, dai, bravissimo.
un solo grido si alzerà, il Cumendone va giù e va giù, la 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 la. Scusate ragazzi, momenti di panico. Tanto mi arrivano come sempre dei messaggi. Comunque ragazzi, saluto tutti, ringrazio tutti, mi arrivano messaggi su Facebook meravigliosi, io non ho parole veramente, cioè veramente siete qualcosa di incredibile. Dopo si dice sempre che la comunità italiana di YouTube non è bella, o magari... Attenzione intanto! Carra! Tu che credo? Cosa me socia? Vabbè. No, che magari la community italiana è un po' vaneggiosa, così non è vero. È vero, come in tutte le cose, magari c'è il buono e il cattivo tra virgolette, però io sono dell'idea che siamo tutti meravigliosi, ragazzi. Siamo tutti splendidi, cumendiani, però di più, porca puttana, insieme alla nostra Tori. Attenzione! Io ho sempre questo... Tanto vabbè, con Carrasco mi sono fregato un gol incredibile del Bayern. Non gioco, vabbè. Ho questo pallino, ragazzi, di fare un piccolo incontro. Ma dove cazzo lo facciamo, fioi? Cioè, quello è il problema. Poi io... Sono da buon veneziano, non ho neanche la macchina, quindi cioè, non ho neanche la patente, cioè neanche i miei genitori, quindi cioè che cazzo faccio? Cioè è veramente dura. O ci becchiamo a Venezia o non lo so, sinceramente, perché si può fare anche in un altro posto, però non può essere troppo lontano, al massimo Bologna o Milano, cioè proprio in là faccio anch'io fatica in un giorno. Comunque sicuramente il prossimo anno sarò al Games Week, là, che roba là, perché voglio andare, cazzo, ma soprattutto per vedere di comprare un po' di roba e di spendere un po' di money. E mi piacerebbe incontrare qualcuno e soprattutto per sentirmi dire, ma Cumendone, ma quanto cazzo vaneggi, cioè veramente, cioè cosa ti spari? Pensa, non fumo e sono astemio, ragazzi, quindi sono così di natura, pensa, cioè veramente... Più unico che raro, veramente. Va bene, concentriamoci qua che siamo solo 1-0. Basta un attimo per perdere tutto. Vai Kevinone. Kevinone però sta giocando bene. Quando è entrato Bender l'ho un po' lasciato in panchina. Però Kevinone merita rispetto. Suarez! Bello, bello, ma centrale. Dai che se vinciamo anche questo è un passo in avanti verso la Bundes. Mamma quanto voglio la Bundes. Mamma quanto la voglio. Questo ha fatto una cagata comediana. Facciamo un po' di turnover comediano, dai. Allora Paolino Poggi è stanchissimo. Tocca mettere a battere, vabbè, insomma, licenze poetiche, ragazzi. Proviamo un po' Classian. E mettiamo Emanuelino Rivière qua. Ok. Non sono proprio i ruoli giusti, però licenze poetiche veneziane, d'altronde non ho una rosa lunghissima. No, fallo. Oh. Fallo, porco, disgraziato. Vai. Proviamo il tiro con Huntelaar, il tiro impossibile con Clash. Fuori. Che poi entrano sulle punizioni, no? Che cazzo tiro con Huntelaar? Cioè, i vaneggi, vedi, sono troppo sicuro di aver vinto, no? E non va bene. Quando è così, di solito prendo sempre l'inculata, poi. Dai, fioi. Occhio, bravissimo. Baines recupera. Bravo. Vai Class. Vai Huntelaar. Mamma mia, sto portiere però sta parlando tutto, Ma l'errore con Carrasco, clamoroso. Hummels. Rivière. No. Se non hanno fatto neanche un'azione. Ole, ole, ole. Forza lotta, vincerai. Non ti lasceremo mai. Vai Class, vai Class, vai Class. Il computer recupera. 76esimo per la partita, neanche un tiro in porta ha fatto. E il Colonias.
Dopo la partita il Commendone si va a vedere, l'allenatore del Borussia va a vedere un po' i videogiochi, la fiera a Colonia. Quindi prima il dovere e poi il piacere a occhio, però no, Fioi, calma, bravo. Vai Rivière. No, la cagata no. Ecco il cagatone, ecco il cagatone. Mamma mia. Comunque ragazzi, la prossima squadra su Foot sarà Strunz, Evacuo, Kakà, Diarra e Gago. E si gode. Una bella squadra di merda, insomma. Vai ragazzi, scusate i momenti di panico veneziani. Vai Rivière, vai Rivière, vai Emanuelino, vai Emanuelino, vai Emanuelino. Bello sto, che cazzo fa? 88esimo, tutti in difesa, ultra difensiva, vi prego, no adesso, no adesso. Dai, che un po' cazzeggiato in questa partita, però la cosa non è meravigliosa. Fischia. Fischia. Vai Obame. Vai Obame. E finisce 1-0. Partita non bella, tanti errori, ma l'importante è portare a casa i 3 punti. Ragazzi, sempre 4 punti di vantaggio. Siamo in un campo molto molto insidioso. Siamo ad Amburgo. Amburgo-Borussia. Rientrano tutti, ma Strootman lo voglio tenere in campo perché Strootman mi sta piacendo tanto, Bender ha fatto una bella stagione sicuramente, però il Strootman mi gasa. Vai. Dai ragazzi, 5 giornate alla fine. 4 punti di vantaggio per il Borussia dei record. Vai Fiori. Vai Suarez. Vai Royce. Vai Paolino Pogg. Paolino Pogg. Royce fa il numero. Royce fa il numero. Vai, niente da fare, recupera Adler. Buon portiere Adler. No, che peccato. Ocio. Bello, invece no, purtroppo di poco. Dai. No, sta stronzatissima, no. No, gol. Gol dell'Amburgo. Incredibile gol dell'Hamburger. Gol dell'Hamburger, non ci credo. I panini hanno segnato, ragazzi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Calma Fioi, calma, manca ancora tanto. No, 2-0 però, no, 2-0, incredibile. 2-0 dell'Amburgo. Blackout generale del Dortmund. Blackout generale. Il più classico di blackout, non che credo. Ramirez. Oddio, no. No, la vedo brutta sta partita. Suarez, subito gli offensivi, calma. Anche perché dopo c'è il Milan, Porca puttana, sapevo che l'Hamburgo era un campo duro. Lo sapevo. Lo sapevo, cazzo, lo sapevo. Ok,
Occhio. Occhio. Dai, dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Fallo. Oh, merda, è fallo. No. Niente da fare. Guarda che roba. Che schifo però. L'Hamburgo fa quello che vuole oggi. Mamma mia, Ter Stegen mi salva dal tracollo finale. Grande Ter Stegen. Dai la beffa, gol Magna, gol Ciapà. Dai gol Magna, gol Ciapà in Venetian puro. Dai. Dai Suarez. Dai Suarez, mettila bene in mezzo. Recuperarla. Ho un tempo per fare almeno 2 gol, la vedo molto molto dura. Se il Bayern vince si torna a solo +1 e la cosa non mi piace. Finora ho solo una sconfitta in campionato, eh? Solo una. No, non voglio neanche guardare, non voglio neanche guardare. Dai. Niente, non ci siamo proprio. Ai ai ai, se sconfitta non ci voleva, non ci voleva un risultato così. Seconda sconfitta stagionale ormai vicinissima, ho paura. Dai, crediamoci però, non è finita. Ma perché così? Ma perché non scatta Suarez e non lo fa selezionare però? Bravissimo, dai Pogba, una speranzella, un gol almeno. Niente da fare. No, la cagata, Dio santissimo. Dai Fiori, dai. Dai Suarez. Suarez si invola. Suarez si invola. Suarez! No, tirarla così, molto. Vai Royce. Vai Royce, qualcuno di testa, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Thiago si trova in attacco. Thiago fuori! Fuori, vabbè. Vabbè. Esce Paolino Pog che mettiamo. Bender, vai di Rivière. No, Suarez non mi è proprio piaciuto e anche Pierre-Emerick. Proviamole tutte. Calcio ultra offensivo. Dai, pressiamoli che possono sbagliare. Vai Kevinone, no, Kevinone va incurato a mare. Bravo Ramirez. Niente, fa quello che vuole l'Hamburgo, purtroppo. Ma passa! No, voglio ripassare, non ci credo. Vabbè, persa. Ho bisogno di un gol adesso. Vai Pierre-Emerick di cuore, Emerick di cuore. Ma col suo PSG però che non puoi, cioè. Vai. 71esimo purtroppo. E siamo addirittura 2-0. Ai, mamma mia. Vai Baines. Vai, prendiamone uno però. Niente, non
va più niente, brutto secondo tempo. Abbiamo giocato proprio male. Meritiamo la sconfitta, purtroppo è così. Dopo tanto arriva la seconda sconfitta stagionale. Questa pesa tanto, Bravo Andrea. Vai Alaba. Vai Pierre-Emerick, vai Pierre-Emerick. Vai Pierre. Anche il portiere sopra Rivière. È finita ragazzi, è finita. Infortunio che per Rivière. 4 minuti, se il Bayern ha vinto siamo solo a +1. Ai, ah, grande Thiago, almeno salviamo l'onore, perdiamo solo 2-0 per favore. Niente da fare. Mamma mia, che brutto risultato. Brutto soprattutto nel gioco. Fuori va a cagare, madonna, arbitro, dai, ho perso ormai. Niente, speriamo che il Bayern ha fatto un pareggio, speriamo. 2-0 per l'Hamburgo, seconda sconfitta in campionato per gli uomini del Comendone. Male. Ti prego, dimmi che il Bayern non ha vinto. 0-0 del Bayern! 0-0 del Bayern! Che culo! Adesso c'è Borussia, Milan e Chelsea, Juve, quindi possibile finale tutta italiana come nel 2003. Bundesliga, 3 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine. Che culo, il Bayern ha pareggiato. Mamma mia, è andata di bava. Raga, saluto del Comendone veneziano. Prossimo video, andata di Champions e Campionato. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.